Buongiorno e buona domenica, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, diretta che si apre con una notizia che non avremmo voluto dare, quella della morte cerebrale del bimbo di 3 anni che era stato investito mercoledì sera da un'auto dopo essere sfuggito al controllo della mamma dopo una serata trascorsa al parco a Crocetta del Montello. Il piccolo appunto era insieme alla mamma e ad altri familiari. La famiglia del piccolo vive in provincia di Piacenza, erano in questi giorni nella Marca Trevigiana in visita ad alcuni parenti, una serata appunto al parco e poi la tragedia, una tragedia che aveva sconvolto 2 comunità, quella di Crocetta del Montello e quella di Corte Maggiore Comune, dove la famiglia del piccolo Yahya Mohammadi viveva. E in mattinata sono arrivate le condoglianze, il dolore del comune di Corte Maggiore nella pagina ufficiale Facebook. Sindaco e amministrazione comunale, profondamente addolorati per quanto accaduto, rivolgono alla famiglia Mohammadi, anche a nome di tutta la comunità di Corte Maggiore, le più sentite condoglianze e sincera vicinanza per la scomparsa del piccolo Yahya. Non esistono parole che possano far trovare consolazione ad una mamma ed un papà di fronte alla perdita di un figlio. È una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere. Ciò che possiamo fare è stringerci tutti in un affettuoso abbraccio ai familiari. Ciao Yahya, il tuo ricordo è con noi. Queste le commosse righe nella pagina ufficiale del Facebook del comune di Corte Maggiore, dove appunto la famiglia viveva. Incidente stradale ieri sera poco prima delle 23 lungo l'autostrada 27, rimaniamo nella Marca Trevigiana, è accaduto all'altezza di Spresiano, un incidente stradale che ha coinvolto 3 veicoli. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Conegliano che ha soccorso i feriti affidandoli alle cure dei sanitari del SUEM. Sono 4 le persone appunto rimaste ferite, 3 sono state portate in ospedale in condizioni di media gravità, nessuno però fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di 2 donne e una ragazza di 20 anni, con lei viaggiava anche un'altra coetanea. Ed è ancora ricoverato in gravissime condizioni il 65enne di Pasiano, rimasto ferito nello schianto di un ultraleggero contro una quercia avvenuto venerdì sera. L'uomo è stato sbalzato dal velivolo precipitando da un'altezza di circa 10 metri, trasferito d'urgenza all'ospedale di Treviso. Resta in condizioni gravissime Sergio Campaner, 65enne di Pasiano, ricoverato all'ospedale di Treviso dopo lo schianto dell'ultraleggero. L'incidente si è verificato a riva rotta di Pasiano di Pordenone, nei pressi del ristorante Villa Lupis, dove intorno alle 20:15 il velivolo, impegnato nella fase di atterraggio al campo di volo di Traffe, è finito contro una quercia. A bordo c'erano 2 uomini, entrambi appassionati di volo, che stavano effettuando un'escursione panoramica. Alla guida Gabriele Moranese, 72enne, residente di Pasiano, rimasto ferito solo lievemente, già dimesso dall'ospedale di Pordenone. Dopo lo schianto è riuscito a mettersi in salvo calandosi con una corda e ha dato lui stesso l'allarme. Molto più gravi invece le condizioni del passeggero Sergio Campaner, sbalzato fuori dall'ultraleggero e precipitato da un'altezza di circa 10 metri. Il 65enne ha perso conoscenze ed è stato rianimato sul posto dai sanitari. Successivamente è stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Treviso con l'elicottero del SUEM arrivato da fuori regione, perché quello del Friuli Venezia Giulia era impegnato in un altro intervento. L'impatto è stato violentissimo, ma fortunatamente il velivolo non ha preso fuoco, nonostante la consistente perdita di carburante. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un possibile errore umano. Il pilota potrebbe infatti non aver visto la quercia. Non si esclude inoltre che nei suoi confronti possa essere aperto un fascicolo per disastro colposo. Raggiunto telefonicamente ha riferito che a volte si può sbagliare. L'area dello schianto comunque è stata posta sotto sequestro, così come l'ultraleggero su disposizione della Procura di Pordenone.
è calato. Ci spostiamo nel Padovano con la tragedia che si è consumata a Campo San Piero, dove un uomo di 69 anni ha perso la vita cadendo dalla moto da cross su cui stava viaggiando. Il corpo è stato ritrovato in un fossato a pochi metri da casa sua. È Ivano Nalò, un pensionato di 69 anni, la vittima dell'incidente avvenuto venerdì sera intorno alle 20:40 in via Centoni a Campo San Piero, a pochi metri da casa sua. L'uomo, che non indossava il casco, ha perso il controllo della sua moto da cross lungo un tratto sterrato che era solito percorrere. Sbalzato dal sellino, è finito nel fossato che costeggia la carreggiata, battendo violentemente la testa. Non è chiaro cosa abbia causato la caduta, se una manovra azzardata o un malore. A dare l'allarme, dopo diverso tempo, alcuni passanti che hanno notato il corpo e avvertito il 118. Sul posto il personale del SUAM, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno rilevato la dinamica del sinistro e messo in sicurezza la strada. Il corpo di Nalone è stato ritrovato sul lato del corso d'acqua, la moto sul lato opposto. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato sarebbe uscito di casa verso le 17:30 per un giro in moto. Non vedendolo rientrare, i familiari avrebbero provato a contattarlo senza riuscirci, allarmandosi, senza sapere che il corpo si trovava a pochi passi dall'abitazione. A Sarone di Caneva un 38enne ha rischiato la vita dopo aver ingerito dell'acido caustico per errore, scambiandolo per una bevanda mentre lavorava al ristorante. Ricoverato all'ospedale di Pordenone, si trova ancora in gravi condizioni. Lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Pordenone. Un cuoco di 38 anni del posto, rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro nelle scorse ore. L'uomo si trovava all'interno della cucina di un ristorante che si affaccia sul Livenza, a Sarone di Caneva, quando, mentre era intenzionato a pulire un forno, ha accidentalmente ingerito una piccola quantità di liquido detergente caustico. Secondo le prime ricostruzioni, la sostanza corrosiva, utilizzata solitamente per la pulizia e la sgrassatura dei macchinari da cucina, sarebbe stata scambiata drammaticamente per una normale bevanda. Immediato l'allarme lanciato dai presenti, che ha fatto scattare la corsa contro il tempo dei sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza e l'elisoccorso per prestare le prime cure e stabilizzare il paziente prima del trasporto d'urgenza all'ospedale di Pordenone. Il 38enne si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva a causa delle gravissime lesioni e ustioni interne riportate in particolar modo alla lingua. Nel locale sono intervenute le forze dell'ordine e gli ispettori dell'azienda sanitaria per effettuare tutti i rilievi del caso. Investigatori privati incaricati dall'USL 2, siamo dunque tornati nella Marca trevigiana, di verificare la condotta di alcuni dipendenti sospettati di timbrare il cartellino per poi fare tutt'altro che lavorare per l'azienda sanitaria. L'ex direttore generale Benazzi conferma necessario individuare le mele marce per tutelare i lavoratori onesti. Noi non come direzione non abbiamo spiato i dipendenti, continuo a dirlo, perché crediamo che i dipendenti siano la vera forza di una sanità. È andata a salvaguardia di coloro che lavorano, per evitare che, come dico sempre, da un cesto pieno di mele, una mela marcia possa rovinare il cesto. Timbravano per marcare la loro presenza in ospedale o in ambulatorio, ma nel tempo in cui avrebbero dovuto prestare servizio per l'ULSS 2 o lavoravano privatamente o si occupavano di faccende personali. E questa è la fattispecie di violazioni che la direzione dell'azienda sanitaria trevigiana ha voluto accertare, affidandosi tra gennaio e dicembre 2025 a un'agenzia investigativa privata di Padova per far seguire una mezza dozzina di dipendenti e verificare la correttezza dei loro comportamenti. L'allora direttore generale Francesco Benazzi conferma: a fronte di ripetute segnalazioni, dice, si è deciso di procedere. Tenendo conto che noi abbiamo l'obbligo come direzione vigilando, abbiamo pensato di appunto dare la possibilità a questa agenzia di seguire queste persone che erano diciamo chiamate così, indicate da una serie di segnalazioni e quindi mirate, quindi segnalazioni mirate, che era nostro obbligo farlo, e naturalmente da questo sono state individuate
pochissime persone che ovviamente avevano, come si suol dire, fatto delle cose che non erano corrette dal punto di vista lavorativo. Quindi su questo noi abbiamo fatto il nostro dovere e contemporaneamente, ribadisco, non era un'attenzione fatta a tutto il personale, assolutamente no, ma solo su questioni mirate. 130.000 euro messi a bilancio per l'affidamento dell'incarico. Il 90% delle verifiche ha poi confermato in tempi celeri comportamenti scorretti, da qui i relativi procedimenti disciplinari. Se fossero emerse notizie legate a questo o quel furbetto del cartellino, continua Benazzi, avrebbero intaccato la credibilità di un intero gruppo che aggiunge quotidianamente dà il cuore per la sanità. Se i soldi spesi sono denari pubblici, altrettanto lo sono quelli per pagare gli stipendi dei lavoratori, sottolinea l'ex DG. Va da sé che in ULSS 2 l'attenzione ai disonesti è sempre più elevata. Ad aumentarla ha contribuito la grave vicenda del furto di farmaci ospedalieri scoperto in primavera dai carabinieri del NAS. Come direzione non abbiamo voluto sicuramente ledere i diritti dei lavoratori, ma anzi tutelare i diritti dei lavoratori che quotidianamente, lo ribadisco, lavorano in modo continuo per la salute pubblica e per la nostra gente. Credo che sia fondamentale, perché tutti noi siamo pagati dalle tasse dei cittadini, quindi abbiamo l'obbligo di una rendicontazione ai cittadini. Quindi io credo che sia corretto quindi dire che effettivamente noi rispondiamo, oltre ovviamente alla ragione, ma anche alla gente che quotidianamente ha bisogno dei nostri servizi. E di fronte a questa notizia non si è fatta attendere la presa di posizione dei sindacati. La CGIL annuncia una richiesta urgente di chiarimenti all'azienda sanitaria, soprattutto in merito all'utilizzo dei dati personali dei lavoratori. Quanto successo in ULSS 2 ha dell'inverosimile: 130.000 euro pubblici, 12 mesi di indagini private in un'azienda di 10.000 persone, dove mancano infermieri e tanti altri professionisti, dove i turni si coprono a fatica, dove in corsia si viene aggrediti, e senza dirlo a nessuno, né ai sindacati né ai lavoratori, scopriamo questa notizia dalla stampa. L'impiego di un'agenzia investigativa privata da una parte, la rivelazione alla medesima agenzia di dati personali sensibili dei lavoratori dall'altra. Non è tanto la caccia al furbetto a scatenare la reazione dei sindacati di fronte ai controlli scattati in ULSS 2 nei confronti di alcuni dipendenti sospettati di infedeltà, quanto aver autorizzato il trattamento di dati generalmente coperti da privacy. Sia chiaro, come FPCGIL noi i furbi non li abbiamo mai difesi. Chi ruba tempo e denaro pubblico ruba ai propri colleghi, ma nell'atto firmato dalla direzione c'è scritto che un'agenzia privata poteva raccogliere, conservare e trasmettere le opinioni politiche dei dipendenti, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, i dati sulla salute e l'orientamento sessuale. Diciamo, ma cosa c'entra tutto questo con l'assenteismo? Assolutamente niente. Non diciamo che questo sia realmente accaduto, non lo sappiamo, nessuno ce l'ha detto. Diciamo che però per qualcuno è stato ritenuto normale mettere per iscritto tutto questo e consegnarlo a un privato. Ed è su questo che il sindacato vuole andare a fondo, annunciando la richiesta urgente di chiarimenti all'azienda sanitaria. Qui non è questione né di regolamenti, è questione innanzitutto di rispetto. Chi cura le persone ha diritto di essere trattato come una persona. Sarà nostra cura inviare urgentemente una richiesta di chiarimenti alla direzione dell'ULSS 2. La squadra mobile della Questura di Padova ha arrestato ieri un 47enne con precedenti per reati contro il patrimonio perché, nonostante il divieto di dimora in Veneto, ha continuato a commettere furti in appartamenti e negozi di Padova e Livorno. L'uomo, di origini marocchine, è stato portato nel carcere Due Palazzi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Padova. Il 47enne era già sottoposto al divieto di dimora in Veneto, misura scattata circa una settimana prima a seguito dell'arresto
arresto da parte di una volante per il furto di alcune bottiglie di alcolici in un ristorante. Nonostante il provvedimento, nella notte tra il 2 e il 3 agosto è stato notato da un residente mentre forzava l'ingresso di un appartamento. Dopo aver rovistato nelle stanze è fuggito con oltre 500 euro a bordo di una Jeep, poi trovata abbandonata poco distante dopo un incidente. Alcuni residenti lo hanno riconosciuto e gli accertamenti della squadra mobile ne hanno consentito l'identificazione. Sulla base di questi elementi la questura ha chiesto l'aggravamento della misura e il Tribunale di Padova ha disposto la custodia in carcere. Questo quanto insomma successo nelle scorse ore. Adesso la vicenda del cronista vicentino Adriano Cappellari. Il giovane ammette ogni responsabilità con una lettera e chiede scusa. Sono qui oggi perché sento il dovere di chiedere scusa. Inizia così la lettera che Adriano Cappellari ha voluto diffondere tramite il suo avvocato Roberto Rigoni Stern. Si rivolge a chi ha creduto in lui, a chi lo ha difeso. A tutti loro chiedo sinceramente perdono perché ho tradito la loro fiducia. Chiedo scusa anche alla mia famiglia, agli amici, alla comunità del mio paese, alle istituzioni, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che a causa del mio comportamento sono stati coinvolti in una vicenda che non avrei mai dovuto creare. Non cerco giustificazioni. Quello che è accaduto è grave e ne sono pienamente consapevole. Cappellari parla però di un clima di forte contrapposizione in paese legato alla campagna elettorale, durante il quale si sarebbe lasciato sopraffare dalle emozioni, dalla paura e da un profondo disagio. Ho perso lucidità e ho compiuto un gesto senza rendermi realmente conto delle conseguenze che avrebbe avuto sulla mia vita e su quella di tante altre persone, scrive. Oggi sto vivendo un dramma umano che faccio fatica a gestire anche per la mia giovane età, ma questo non diminuisce in alcun modo la mia responsabilità. Cappellari ha deciso di collaborare pienamente con l'autorità giudiziaria affinché ogni aspetto della vicenda possa essere chiarito in modo completo e nel più breve tempo possibile e di affrontare il percorso che lo attende. Una scelta che nasce dalla sincera volontà di assumersi le responsabilità delle proprie azioni e dimostrare di averne compreso fino in fondo la gravità. So che dovrò pagare per gli errori che ho commesso ed è giusto che sia così, continua la lettera. Vorrei anche trasformare questo errore in un'occasione per fare qualcosa di utile. Per questo ho espresso la mia disponibilità a mettermi al servizio di Don Patriciello e con lui dare un piccolo contributo a favore della legalità e di chi vive situazioni difficili. Questo è ora il desiderio del cronista di Enego, consapevole che ciò non cancellerà quanto accaduto, ma sperando che il suo impegno possa rappresentare un primo passo per cercare di riparare, almeno in parte, al danno causato. So che sarà difficile recuperare la fiducia delle persone, forse per qualcuno non sarà mai possibile. Non pretendo comprensione né indulgenza, posso soltanto chiedere scusa, conclude Cappellari. Spero che il tempo, il rispetto delle regole e il mio impegno possano consentirmi un giorno di ricostruire la mia vita. Lasciamo per un attimo la cronaca, torneremo più tardi con ulteriori aggiornamenti. Apriamo la pagina dedicata alla siccità e lo facciamo subito con il presidente Ambi Veneto, Alex Vantini. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, Presidente, iniziamo subito inquadrando quella che è la situazione in Veneto con un focus poi sul Po, che è probabilmente quella che in questo momento vi preoccupa maggiormente. Beh, è una situazione molto difficile che stiamo portando avanti ormai da diverse settimane. Sappiamo bene la situazione del Po, come ricordava, forse quella che diciamo è emersa prima di altre. In realtà oggi tutti i bacini idrografici del Veneto sono in una situazione di crisi, così tanto quanto il Po Adige, il Piave, il Brenta, il Livenza. Diciamo che siamo in una situazione molto grave, come sapete bene, ecco, e ne abbiamo dato notizia nelle ultime settimane. Io rappresento i consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica stanno lavorando giorno, diciamo, e notte con quelle che sono le poche portate che oggi sono concesse di derivazione per cercare di dare sollievo a quelle che è appunto l'irrigazione e la produzione agricola.
Quello che notiamo è una situazione di difficoltà, ci sono alcuni consorzi che hanno dovuto sospendere quella che è proprio l'irrigazione, quindi con impatti devastanti sulle colture. Ci sono consorzi che in qualche modo stanno continuando a fornire il servizio, appunto però con le difficoltà che derivano dalla poca acqua a disposizione, ma anche dalle altissime temperature che in questi giorni stanno impattando i nostri territori. Quindi di conseguenza il nostro lavoro costante e continuo nei confronti anche con la politica regionale, con le autorità che appunto gestiscono quella che è la situazione e l'emergenza, ripeto, con devastanti impatti per quanto riguarda l'agricoltura. Ecco, riusciamo ad individuare i territori, Presidente, nei quali i consorzi hanno momentaneamente, ci auguriamo, sospeso il servizio? Ma allora, diciamo che vanno a macchia di leopardo su tutto il territorio veneto, perché con poche portate a disposizione, in quanto appunto, come dicevo, abbiamo subito delle limitazioni per quanto la portata derivata dai grandi fiumi, quindi è difficile oggi fare un elenco di tutte le zone dove è sospesa l'irrigazione. Dobbiamo auspicare nelle piogge, già è iniziata un po', diciamo che ci siamo usciti da quella che era la situazione, quindi qualche precipitazione è iniziata di qua e là sul territorio veneto, ma soprattutto nell'arco alpino, e questo permette appunto di dare un po' d'ossigeno, in questo caso acqua, ai corpi idrici, quindi di conseguenza a gestire un po' meglio quella che è la situazione. È chiaro che siamo comunque ancora in una fase di emergenza, non ne siamo usciti, ancora diverse culture devono essere raccolte, quindi necessitano ancora di irrigazione. Quello che vediamo è che i consorzi che hanno avuto la fortuna o hanno avuto la capacità di intercettare finanziamenti e quindi di infrastrutturare di più il territorio con nuovi impianti che utilizzano meno portata, meno acqua, hanno la capacità di essere molto più resilienti rispetto a questa crisi. Quello che chiediamo, come sempre, è che la politica, le istituzioni si rendano conto di quella che è questa situazione d'emergenza, che purtroppo è un'emergenza quest'anno, ma capiterà sempre più spesso. Ricordiamoci che anche nel 2022 abbiamo dovuto affrontare una crisi idrica di questo tipo, e quindi sono necessarie risorse per infrastrutturare il territorio, per fare in modo di avere nuovi impianti che utilizzano meno acqua, ma anche grande possibilità di invasare e trattenerla quando l'acqua c'è. Purtroppo il Veneto ha un dato negativo, non riusciamo a trattenere solo il 4% dell'acqua piovana, mentre dovremmo fare molto di più proprio per superare emergenze e periodi di crisi come quella che stiamo vivendo oggi. Lo ha già anticipato lei, Presidente, ma forse ormai non si deve più parlare di emergenza. Io ricordo che di siccità abbiamo iniziato a parlarne quest'anno ben prima dell'inizio, perlomeno da calendario, dell'estate, e quindi con i cambiamenti climatici probabilmente non sarà più un'emergenza quella della siccità, ma sarà un dato di fatto che rischia di accompagnarci anche in periodi dell'anno al di fuori di quello classico estivo. Sì, è assolutamente vero. Purtroppo quello che noi stiamo assistendo nel cambiamento climatico è un aumento delle temperature. Non è tanto la piovosità a variare, perché nel periodo, nell'anno, diciamo, bene o male noi assistiamo alla stessa piovosità. Il tema è che si concentra in periodi stretti, quindi questo magari non va a beneficio poi dell'impinguamento di falda, è d'acqua che viene scolata e va a mare, e in alcuni casi ci troviamo ad affrontare poi situazioni appunto di forti precipitazioni che mettono anche quelle in difficoltà il territorio. Quindi abbiamo periodi in cui piove tanto e periodi in cui le alte temperature favoriscono appunto una siccità. Ecco perché, come dicevo, servono infrastrutturare il territorio per contenerla e per utilizzarla quando ce n'è poca nel miglior modo possibile. Purtroppo sì, come dicevo prima, è una situazione d'emergenza, ma ci troveremo sempre più spesso ad affrontare periodi di questo tipo, e quindi è necessaria una presa di coscienza comune, perché credo che le infrastrutture dal punto di vista idrico e per l'irrigazione, perché ricordiamo che l'irrigazione poi dipende l'80% di quella che è l'agricoltura d'eccellenza veneta, deve diventare una priorità nell'agenda politica di questo Paese.
Ultimissima domanda, lo ha accennato già prima, chiaramente le ricadute sull'agricoltura potrebbero essere pesanti. Sì, diciamo che come raccontavo purtroppo alcuni consorzi hanno dovuto limitare il servizio e quindi sicuramente c'è già una ricaduta su quella che è l'agricoltura data dalla mancanza di irrigazione ma anche delle altissime temperature che in alcuni casi hanno messo in sofferenza prima di arrivare al raccolto determinate produzioni. È chiaro che le associazioni di categoria agricole tutte dovranno fare lo sforzo di richiedere lo stato di emergenza perché è necessario trovare il modo di ristorare quantomeno gli agricoltori rispetto alle perdite che hanno avuto in queste settimane, in questo periodo, ripeto, di fortissime temperature ma anche di estrema siccità. Riusciamo a fare una stima di quelli che sono i cali di produzione e di che prodotti stiamo parlando per chi non è un addetto ai lavori, Presidente? Beh, ancora ci sono diverse colture da raccogliere, tutti i secondi raccolti che ovviamente quest'anno con difficoltà vengono irrigati anche per l'importante costo di quelli che sono i carburanti, ma poi penso anche alla frutta che in alcuni casi è ancora in fase di raccolto, deve ancora iniziare, le pesche stiamo arrivando per esempio alla fine della produzione, ma la stessa cosa di difficoltà la possono vivere i kiwi che devono ancora essere raccolti, così come le mele che inizia oggi quello che è il primo stacco. Sono dati in difficoltà anche diversi vigneti di fatto perché le alte temperature necessitavano appunto di irrigazione dove si poteva fare e in alcuni casi appunto non si è potuto e il riso, un'altra agricoltura importante che sappiamo ha un grande fabbisogno d'acqua, purtroppo in questi giorni i risicoltori hanno dovuto affrontare quella che è una situazione di grave crisi idrica e quindi non hanno potuto ricambiare quella che è poi l'acqua all'interno delle irisarie. E sicuramente questo avrà degli impatti dal punto di vista economico, però è ancora molto presto, dobbiamo aspettare la fine dei raccolti per avere un dato oggettivo un po' più certo. Sappiamo comunque che l'agricoltura veneta è importante, dipende dall'irrigazione proprio per la grande qualità che rappresenta e oggi questa situazione è stata messa insomma a dura prova dal tempo e dalla meteorologia e dalle grandi temperature, ripeto l'ennesima volta. Assolutamente sì, non resta che augurarci che la situazione meteo migliori e che insomma anche la portata dei fiumi possa tornare ad una normalità. Grazie davvero Presidente, grazie ad Alex Vantini, Presidente Ambi Veneto. A questo punto torneremo ad aggiornarci tra qualche settimana per fare un punto ulteriormente più dettagliato della situazione. Grazie davvero al Presidente Vantini, buona domenica ancora e buona giornata. E siccità e sofferenza che non riguarda solo i grandi fiumi ma anche i corsi d'acqua minori dai quali affiorano alghe e sassi per le portate molto inferiori rispetto alla media storica del mese. Andiamo a vedere la situazione a Creazzo. Poca pioggia, alte temperature e crisi idrica che si fa sentire. Sofferenza dei fiumi che emerge dal rapporto ARPAV relativo a luglio che attesta portate molto inferiori alle medie storiche nei maggiori fiumi. Tra i dati quello relativo al Bacchiglione in provincia che nel tratto che attraversa Monte Galda ha registrato un deflusso inferiore al 69% rispetto alla media storica del mese. Ma sono anche gli altri corsi d'acqua a soffrire, con portate in netto calo. Qui ci troviamo a Creazzo, lungo il Retrone, dove in superficie proliferano alghe e l'asta idrometrica posta al confine con Sovizzo fotografa la situazione. ARPAV ha fatto un'analisi recentissima uscita ieri dove ci dice che abbiamo minori precipitazioni e che il livello dei fiumi è sotto la media degli ultimi anni. Possiamo riscontrarlo a occhio qui da dove ci troviamo e in questo punto il fiume Retrone è ha una profondità di circa 35-40 cm massimo. E oggi riusciamo a vedere ad occhio nudo senza difficoltà la fauna, i pesci, le oche, le anatre che ci sono. E devo dire che è vero che in questo momento l'acqua è bassa, ma non stiamo toccando i momenti di difficoltà del 2022 dove l'amministrazione aveva fatto un'ordinanza per il contenimento dell'uso dell'acqua. Comunque suggeriamo di non sprecare l'acqua e di fare attenzione quando la si utilizza.
E adesso sentiamo dall'esperto Ivan Pontarollo quella che potrebbe essere una possibile risorsa. L'Università di Padova ha quantificato la risorgiva delle grotte di Oliero, che può dar da bere a metà Veneto, e ETRA già attenzionata i fontanazzi di Solagna per un prelievo di 200 litri al secondo, perché serviranno per l'approvvigionamento del nostro fabbisogno idrico futuro. Con questo caldo soffocante e l'assenza di piogge, in Veneto scatta l'emergenza siccità. L'acqua scarseggia, con pesanti ripercussioni sull'agricoltura, sulla fauna e non solo. Ma se l'acqua che cerchiamo ci fosse e semplicemente non la vedessimo? Nel sottosuolo esiste una risorsa preziosa, quella delle falde e dei sistemi carsici, e un esempio straordinario sono le grotte di Oliero. Il professore Marco Lazzarotto dell'Università degli Studi di Padova ne parla nel suo libro La fabbrica dell'acqua. In questo territorio abbiamo la fortuna di avere un sistema carsico molto grande, che è quello del massiccio del Grappa e dell'altopiano di Asiago, che sono milioni e milioni di metri cubi di roccia e di grotte all'interno, con tutte queste cavità, con la temperatura, l'umidità vicino al 100%, e questo crea comunque un gocciolio, un stillicidio quotidiano. E anche nel 2003, quando abbiamo avuto un anno senza piovosità, abbiamo sempre avuto le risorgive carsiche, difatti che avevano una buona portata d'acqua. L'estate 2003 in molti la ricordano come una delle più calde di sempre, eppure l'acqua non ha mai smesso di scorrere nelle profondità della montagna. Che sia forse un patrimonio naturale che conosciamo ancora troppo poco? Adesso ci fermiamo per la pubblicità, ma subito dopo continueremo in qualche modo a parlare dei cambiamenti climatici con le conseguenze che possono avere sul verde pubblico. A tra poco. Rieccoci in diretta. Abbiamo parlato prima della pausa pubblicitaria dell'emergenza siccità legata inevitabilmente ai cambiamenti climatici, e spesso dopo lunghi periodi di caldo intenso si verificano fenomeni meteo estremi, trombe d'aria ma anche temporali, accompagnati da forti raffiche di vento, e questo ha conseguenze chiaramente anche e soprattutto sul verde, sugli alberi. Lo raccontiamo degli interventi dei Vigili del Fuoco proprio per tagliare o rimuovere grosse piante o alberi pericolanti. In questo caso intervengono i giardinieri, il gruppo giardinieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, con delle richieste e proprio un intervento chiaro su come prevenire quelle che possono essere conseguenze anche da risvolti drammatici. Ne parliamo insieme al presidente del gruppo giardinieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Luca Cazziolati. Ben ritrovato Presidente, buona domenica. Buongiorno, buona domenica anche a voi. Chiaramente alberi, parliamo di alberi che sono sulle strade, ma anche all'interno di spazi privati. Spesso sentiamo dire, io faccio un passo indietro prima di arrivare a quelle che sono, quell'albero era malato, quell'albero era sano, quell'albero non sarebbe mai caduto. È così facile identificare lo stato di salute di un albero, di una grossa pianta? Allora, come tutte le cose non è facile stabilire, diciamo, la salute di una pianta, e si va per gradi. Intanto nella normale cura e gestione del sito in cui ci si trova, prima di tutto deve operare un'azienda o dei giardinieri professionisti, in questo caso qua, che già si parte col piede giusto, e mano a mano che si effettua la cura del verde, le varie diciamo pratiche agronomiche, si sta anche un pochettino sempre con l'occhio un po' vigile, quindi si vedono delle particolarità che possono le piante nel passare del tempo possono presentare. Quindi alcune volte l'intervento è anche semplice, ma il più delle volte si nasconde da fattori dei quali non riusciamo a diagnosticare direttamente. Quindi si deve osservare molto, e questo parte da alcune, diciamo, parti della pianta che possono andare in deficit, si seccano
nell'insorgere di alcuni tipi di funghi che stanno a indicare che la pianta non è in salute, che ci sono funghi che servono, diciamo, a far sì che si trasformi in sostanza organica ciò che sta, diciamo, che non è più attivo, ma anche dei funghi che intervengono proprio nella parte buona della pianta e fanno sì che la pianta degradi un po' alla volta. Quindi si vede un fungo, si vede una branca che secca, l'apparato radicale che si è un pochettino alzato dopo l'ultimo vento, sono tutte piccole cose che bisogna osservare. Da qui cosa si deve fare? Si va per gradi. Un buon giardiniere arriva fino a un certo punto. Una buona cosa è già riuscire a individuare se ci sono delle problematiche. Partono anche dalla gestione c'è stata negli anni precedenti, se ci sono stati fatti dei lavori negli apparati radicali, se la pianta ha un spazio idoneo per poter allargare le radici, se è stata, diciamo, lavorata, la chioma è stata potata eccessivamente negli anni precedenti, quindi non bisogna far sì che si allarghi in maniera scorretta, perché la pianta tenta sempre di ripristinare quello che gli è stato tolto. Quindi arriva fino a un certo che di considerazione e poi ci si rivolge a un professionista di grado, diciamo, differente, perché interviene, in questo caso qua, un dottore agronomo nel quale oltre che uno studio ha anche una pratica di lavoro, diciamo, quindi calcoliamo che un normale studio di un diciamo, agronomo nel quale effettuano i controlli di stabilità sulle piante, in un'annata circa riescono a fare migliaia di controlli, ed effettuare migliaia di controlli sulle piante. Quindi dopo l'occhio del giardiniere interviene l'occhio dell'agronomo e da lì decide come intervenire per calcolare se la pianta è stabile oppure no. Ci sono degli interventi con degli strumenti, diciamo, elettronici, serve individuare, è come fare, diciamo, un'ecografia al corpo umano, oppure anche delle prove di stabilità in trazione che sta a vedere se la pianta è stabile. Quindi di controlli diversi a seconda della causa che potrebbe essere il deficit della pianta. Quindi partire da un giardiniere professionista che sa trattare la materia, il quale farà una prima analisi e nell'eventualità ci sia il dubbio che qualcosa in quella pianta, in quell'albero non va bene, si passa poi al tecnico, ad un grado superiore. Però intanto il primo step è quello di affidarsi appunto. È quello che colui controlla, diciamo, nelle fasi normali di manutenzione. Confartigianato in questi tempi, visto come le cose si evolvono in base all'andamento, diciamo, della situazione, ha messo in pratica già diverse, diciamo, serate, diverse giornate appunto per promuovere la cultura, istruire colui che opera già nel verde, appunto stando a diversi agronomi che stanno operando appunto in questo settore, e si fa in maniera che più si avanza con la conoscenza dalla base, diciamo, della gestione normale del lavoro e meglio si può intervenire nei tempi, perché affinare, diciamo, la propria pratica agronomica serve a prevenire. Qua stiamo parlando di piante non nel bosco, ma come diceva, parchi pubblici, scuole, strade o punti dove c'è passaggio di persone. Là è da prestare maggiore attenzione. Quindi amministrazioni stesse che gestiscono appunto le varie aree pubbliche, stessa cosa per il giardiniere o per gli operatori del verde, devono fare in maniera che di tanto in tanto siano passati i problemi a chi riesce poi a individuare se ci sono veramente delle tematiche, delle problematiche da risolvere. È chiaro che è fisiologica la caduta di un albero, chiaramente in un bosco dove non c'è il passaggio di persone non ha delle conseguenze, dove c'è una grande urbanizzazione, dove c'è una grande presenza umana, questo può avere delle conseguenze, l'abbiamo detto, anche drammatiche. L'abbiamo raccontato negli anni scorsi, e anche perché un albero che cresce in cattività in un ambiente urbano ha delle caratteristiche diverse, la sua natura non viene del tutto rispettata spesso. Esatto, è proprio quello. Quindi noi in natura abbiamo una diversità di piante, diciamo, nelle quali ci può anche adattare nel momento in cui dobbiamo mettere a dimora una pianta, e dobbiamo osservare bene lo spazio nel quale ci è stato destinato per questa pianta. Quindi
è inutile fare in maniera di mettere una pianta che arriva magari a 15-20 metri in uno spazio dove l'apparato radicale non potrà espandersi più di tanto. Quindi questa è una prima cosa da fare appunto sulla posa delle piante. Come diceva lei, tenuti in cattività significa spazi ristretti, apparato radicale che non riesce a espandersi, mancanza anche di apporto di irrigazione, visto anche come sta andando la temperatura in questi momenti. Sono tutte cose che la pianta gestisce a modo suo, sa dove deve arrivare, non fa mai di più di quello che gli è consentito dalla natura. Se noi forziamo questi caratteri della pianta, facciamo in maniera anche di forzare la normale stabilità della pianta stessa e ci susseguono una serie di problematiche. La richiesta di Confartigianato in tal senso è che la cura del verde pubblico, ma in generale anche del privato, perché ci sono alberi in giardini privati ma che danno magari sulla strada, che possono diventare in quel caso pericolosi, ma anche pericolosi anche per gli stessi abitanti dell'abitazione nella quale si trovano, è quella di affidarsi sempre a dei professionisti. E questa è la vostra richiesta? Questa. Confartigianato sta lavorando proprio in questo senso. Promuovere professionalità, i sistemi migliori, come osservare, come identificare, soprattutto anche partiamo da certe problematiche adesso, su piante che cadono adesso, sono piante che hanno già una certa età. Si sa benissimo che per alcune piante l'età è proprio una cosa che stabilisce la caduta della pianta, quindi dobbiamo sapere che se questa pianta è un sito dove può essere, diciamo, dove c'è passaggio di persone, sappiamo che arriva fino a quello, cioè non al massimo consentito dell'età biologica della pianta, ma dobbiamo intervenire prima con la sostituzione e la rimessa di un filare nuovo magari che è lungo la strada. Queste cose vanno fatte, si spiega alla comunità, perché sappiamo che il verde sia pubblico che privato, ma quello pubblico è, diciamo, in proprietà di tutti, è un bene di tutti, è una cosa essenziale che dobbiamo avere, cioè col caldo, piante, ombra, piante, cioè drenaggio, piante, ma allora dobbiamo fare in maniera che siano anche, diciamo, che stiano anche bene. Mettere una pianta in un contesto un po' sacrificato non fa bene né alla pianta né a noi, perché se non si sviluppa correttamente non dà quello che deve dare. Quindi tutta una serie di passaggi, magari piccola in un posto piccolo ma rigogliosa, fa molto di più al nostro benessere che non una pianta che ha uno sviluppo abbastanza espansivo in uno spazio ristretto che si vede, cioè mette anche malumore perché la pianta non è, diciamo, non ha una buona fisionomia, quindi è tutto correlato. Una pianta sana ci dà del benessere sia fisico che psichico, ma anche sappiamo che la sua stabilità è a posto e quindi si interviene in maniera corretta. Dover fare dei lavori su piante che negli anni sono state, diciamo, un pochettino maltrattate sia per la loro, diciamo, posizione sia per gli vari interventi, ecco qua dobbiamo appunto essere attenti e non trascurare alcunché del segnale che può essere dato dalla pianta. Non si taglia una pianta con leggerezza, perché sappiamo che quando ci sono dei tagli di piante sul verde pubblico soprattutto c'è sempre una grande mobilitazione perché ci si chiede se si deve, perché dispiace, ma immagino dispiace anche a voi tagliare una pianta, ma sempre. Lo si fa nel momento in cui viene fatta un'analisi dettagliata e si riconosce che c'è una sofferenza e un pericolo. Se c'è un pericolo imminente bisogna osservare per bene. Se è una pianta che ha una storia, che è storica, si può anche intervenire con delle strutture, con dei sistemi, diciamo, che fa sì che la pianta si riesca a mantenere una struttura, si riesca a farla stare in piedi, oppure anche il fatto stesso di delimitare il posto dove c'è spazio. Ma dove non ci sono spazi, che il passaggio delle persone è adiacente, che sia in veicolo, che siano a piedi o scuole, là bisogna appunto, una volta che si è visto che ci sono delle problematiche, si interviene, la persona specializzata, il dottore agronomo di turno, si deve anche spiegare se serve la motivazione per il quale, perché si dice che una spesa è valida finché poi sia un risultato. Nel momento in cui non si ottengono certi risultati e la spesa è troppo alta, è il pericolo, perché la spesa può essere anche il pericolo. Qua andiamo, diciamo, anche su discorsi poi di responsabilità civile e
e colui che è il primo a rispondere di queste cose è colui che è il gestore della pianta o il proprietario o chi la gestisce. Quindi non si può pretendere che il gestore della pianta si assuma certe responsabilità perché ci dispiace. Dobbiamo valutare, la tiriamo via, ne rimettiamo un'altra di più anche se serve, ma la rimettiamo in maniera corretta. Questo è quello che si deve fare, sicura, corretta e gestita. Quindi una pianta che è sana, che è un parco e sta benissimo, anche perché diventa grande, si dice la tagliamo. No, non serve una pianta sana, nel posto diciamo, a lei diciamo, consono, ha tutto quello che serve nella natura per poter stare all'altezza nella quale arriva. Quindi prima di intervenire deve esserci un motivo. Non intervenire necessariamente, cioè per niente, se una pianta è sana non si taglia. Una volta che si va ad implicare la salute della pianta con dei tagli abbastanza diciamo, importanti, e da lì si innesca un sistema nel quale dobbiamo spendere continuamente per fare in maniera che la chioma rimanga sempre di una certa diciamo, larghezza, perché se tagliamo poi la pianta tende per natura a ripristinare quello che gli è stato tolto. Quindi o lo facciamo diciamo a date già previste, magari un anno sì, uno no, o 2 sì, uno no, dipende, e si fa in maniera che si mantenga quello che abbiamo fatto con la potatura. Nel momento in cui si interviene con un taglio e poi ne siamo là per anni, e là ci sono le problematiche. Tutte valutazioni per le quali bisogna affidarsi a dei professionisti, iniziando dal proprio giardiniere, un giardiniere però professionista con le competenze adatte, sarà lui poi a chiamare in causa un tecnico per una valutazione ulteriore. Grazie davvero Presidente, grazie a voi, a Luca Cazziotti, Presidente del gruppo giardinieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, perché ci ha dato alcuni elementi molto importanti, semplici ma fondamentali per capire quello che poi succede quando vediamo appunto che un albero viene tagliato. Grazie davvero Presidente, buona domenica, buona giornata e ancora buon lavoro naturalmente. Noi continuiamo con la cronaca, anzi torniamo alla cronaca. Residente esasperato affronta i Maranza che lo deridono e lo racconta sui social. È la punta dell'iceberg di una situazione che si protrae da mesi, addirittura nei giorni scorsi avevano colpito un anziano. Io ho assistito a un episodio dove un anziano è stato aggredito e trascinato davanti alla farmacia e sono uscite le persone che lavorano in farmacia ad aiutarlo e a soccorrerlo. Proprio a causa di questi ragazzini anche loro li hanno rincorsi, ma non c'è stato niente da fare. Non c'è pace a Montebelluna tra residenti e Maranza, quasi tutti minorenni italiani che impennano con le bici, spaventano le persone, danneggiano le cose e procurano fastidi. Un fenomeno che va avanti da almeno un anno e che la nostra emittente ha raccontato molte volte. L'ultimo episodio vede protagonista un cittadino che verso le 23 passeggiava in via Piave quando viene affiancato da 2 ragazzini che gli impennano di lato. L'uomo li rimprovera, ma loro lo deridono, lo insultano e poi lo attaccano, offendendolo ripetutamente. L'uomo, anche lui in bici, decide allora di inseguirli, riuscendo a fermarne uno con cui ha un diverbio. In un attimo arrivano altri 4 ragazzi a supporto, poi il gruppetto fugge via, ma l'uomo sui social, raccontando l'episodio, afferma non solo di averli riconosciuti, ma anche che si rivolgerà ai loro genitori. Un tema, questo della genitorialità assente, che torna spesso, ma sul quale non si trova soluzione. Credo sì, che una base ci voglia direttamente a casa, quindi io sono genitore, ho 2 bimbi, sono piccoli, fortunatamente per il momento, però la base la si dà a casa. Se manca un supporto principalmente a casa, poi è quello che vediamo attorno cosa succede. Quindi i Maranza nel frattempo si allenano, si fa per dire, nel parcheggio del centro commerciale alle porte della città, dove anche qui hanno procurato noie e fastidi a commercianti e clienti del supermercato. Ma noi li vediamo principalmente a qualsiasi ora della giornata che entrano nel parcheggio correndo, fanno le impennate, scendono nel parcheggio sotterraneo. So che ci sono stati anche episodi comunque sia di macchine graffiati, vetri rotti, però io la certezza assoluta non ce l'ho, però parecchia clientela è venuta a lamentarsi. So che le forze dell'ordine stanno comunque collaborando anche con noi, sperando si risolva presto il tutto, anche se la certezza non ce l'abbiamo. Insomma, speriamo il bene per la tranquillità di tutti. Cittadini esasperati, anche perché i Maranza non vengono mai multati dalle forze dell'ordine, almeno questa è la percezione. Sfrecciano continuamente, non hanno rispetto delle regole della strada, creano pericoli, danno fastidio
e la polizia locale dovrebbe aumentare i controlli verso queste persone piuttosto di fare tante altre multe inutili verso dei cittadini onesti. E se farsi giustizia da sé rimane escluso, il punto resta comunque quello di come rieducare questi piccoli teppisti. Spero sempre che la polizia possa fare del bene, perché quella è la giustizia oggi, però è vero che bisognerebbe un po' darsi da fare e molte volte ti viene voglia di farti giustizia da solo, perché non arrivano questi aiuti che dovrebbero essere automatici, neanche da richiedere. Andiamo in Friuli Venezia Giulia, a Cordenons per l'esattezza, dove una 88enne è stata derubata di tutti i suoi risparmi dopo che il compagno è stato truffato allo sportello ATM da un truffatore che si è impossessato con l'inganno del suo bancomat. L'anziana ai nostri microfoni racconta: ho perso i risparmi di una vita. Si sente male, tutti i miei risparmi, non ho fatto né le ferie né niente quest'anno. Erano soldi proprio della mia pensione che risparmiavo un po' alla volta, anzi qualche volta non mi bastavano neanche, perché adesso io devo prendere anche dei farmaci a pagamento, no? Io ho 3 nipotine, non tutte che lavorano. Così ai nostri microfoni Maria Pia Bidinost, l'88enne residente a Cordenons, tragicamente derubata insieme al compagno allo sportello dell'ATM locale. Una banale disattenzione si è trasformata in un incubo finanziario. Un truffatore sui 35 anni ha attirato l'anziano allo sportello con il pretesto di 20 euro dimenticati, inducendolo a reinserire la carta. Commossa fulminea, il malvivente si è impossessato del bancomat, rassicurando poi la vittima che il dispositivo fosse stato semplicemente trattenuto dal sistema automatico. Approfittando del fine settimana di chiusura degli uffici, i malintenzionati hanno effettuato prelievi a catena e acquisti tra Pordenone, Reggio Emilia e Verona. In totale tutto il mio bancomat si arrivava sui 7.500, così più o meno. E l'ha convinto poi a aspettare lunedì, perché io ho detto adesso andiamo subito a denunciare la cosa, e insistevo che lo facesse, niente da fare. No, tanto lui mi ha detto che vengo qua lunedì e troverò il bancomat dentro sul coso. L'amara scoperta è avvenuta solo il lunedì alla riapertura della filiale, portando alla denuncia presso i carabinieri. La donna è rimasta profondamente scossa dal forte danno economico e morale, sollecitando maggiore attenzione nei confronti dei raggiri agli anziani. Anche l'autostrada minacciata dall'incendio scoppiato tra Monfalcone e San Giovanni di Duino. In volo 3 elicotteri e un Canadair, oltre all'impegno delle squadre di terra. A far paura anche il vento. Anche oggi super lavoro di pompieri, Corpo Forestale e Protezione Civile per spegnere il rogo scoppiato ieri pomeriggio fra San Giovanni di Duino e Monfalcone. Nella notte le fiamme hanno ripreso vigore, costringendo gli operatori a un lavoro incessante. Continui i passaggi dei 3 elicotteri che facevano la spola fra il fiume Timavo e l'area interessata dal rogo per gettare sulle fiamme quanta più acqua possibile. Già dalle 9 era presente anche un Canadair decollato da Genova che pescava acqua dal mare. Purtroppo però il mezzo ha subito un guasto e dopo pochi sorvoli è dovuto rientrare alla base. Le squadre antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco di Gorizia e Udine impegnate con autobotte e autopompa all'interno dell'area verde, salendo per le zone impervie per individuare e spegnere i focolai. Anche oggi il tratto di strada statale fra San Giovanni di Duino e Monfalcone è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni. Fiamme a minacciare anche il versante autostradale, diventato osservato speciale, con il rischio di chiusura del tratto a causa del vento che ha spinto il fumo acre e denso proprio verso il raccordo. Si stima che l'area del rogo sia di circa 20 ettari. Non l'unica emergenza. Stamattina alle 6:30 i Vigili del Fuoco di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina e una della sede centrale per un incendio di sterpaglie sulla strada napoleonica. I pompieri sono riusciti a domare l'incendio prima che raggiungesse il costone particolarmente impervio, limitando la zona bruciata a circa 3.000 metri quadrati. Spente le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno iniziato la bonifica. Bonifica anche a Sels, frazione di Ronchi dei Legionari, dove ieri era divampato un altro rogo. E adesso l'intervista al sindaco di Monfalcone Luca Fasan, raccolta al campo base allestito dalla Protezione Civile per tenere monitorato l'incendio tra la città dei cantieri e San Giovanni di Duino. State monitorando una situazione che
chiamarla delicata è un eufemismo. Sì, purtroppo la situazione non è facilissima, il fuoco ahimè si sta spostando verso l'autostrada, adesso stiamo attendendo il cambio di vento intorno alle 10:30, questo ci preoccupa un po' non solo per il fuoco che si scavalla verso l'autostrada, ovviamente necessariamente dovremmo chiudere l'autostrada, ma allo stato attuale è ancora, voglio sottolinearlo, un'ipotesi, quindi non c'è ancora nulla di certo. Abbiamo gli elicotteri che stanno facendo un ottimo servizio, stiamo tentando di creare una forma di fascia protetta con gli elicotteri proprio da quella parte per evitare che ciò accada. Poi c'è anche il problema ovviamente del fumo che potrebbe essere un ulteriore problema oltre al fuoco e eventualmente se dovesse ricorrere in estrema ratio a quel tipo di soluzione riapriremo tutta la statale 14 per permettere il deflusso delle macchine. Per adesso comunque le situazioni sono sotto controllo dal punto di vista della viabilità, abbiamo tutte quante le squadre qui, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell'Ordine, ovviamente anche gli elicotteri che stanno facendo un ottimo lavoro e quindi stiamo andando avanti. Poi daremo ovviamente ulteriori aggiornamenti in base anche all'evoluzione della questione. L'ultimo saluto a Firmino Vettori, ieri il sindaco di Gorgo al Monticano, amici, associazioni, politici, amministratori stretti attorno alla famiglia tra commozione, silenzio e fasce tricolori. Riusciva a saldare il ferro. E non era il ferro, era la persona, a saldare le persone per creare quell'unità, quell'armonia anche nei momenti di difficoltà, quando vorrei dire le assi non sempre combaciano tra di loro. La vera forza è andarsene. È con la voce rotta dalla commozione che padre Don Angelo Arman non riesce a concludere la frase per l'ultimo saluto a Firmino Vettori. Parole che si fermano, quasi non riuscissero a trovare la strada per raccontare un uomo, un amministratore, un amico. Don Angelo prova a ricordarlo, ma l'emozione prende il sopravvento. La frase resta sospesa. Sarà un altro sacerdote a raccogliere quelle parole e a concludere il ricordo. La vera forza è andarsene in silenzio e lasciare che siano i tuoi risultati a fare un rumore assordante. Nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano non c'è più posto. A Gorgo è lutto cittadino, oltre 1000 persone per l'ultimo saluto a Firmino Vettori, morto improvvisamente a 66 anni martedì scorso a Milano, dove si trovava in convalescenza dopo un intervento chirurgico. Il feretro, accompagnato dai volontari della Proloco e dagli alpini, entra in una chiesa gremita. Ci sono i suoi concittadini, quelli che lo hanno scelto come sindaco e quelli che lo hanno conosciuto negli anni della sua lunga esperienza amministrativa. Ci sono le fasce tricolori dei sindaci della Marca, le autorità, i rappresentanti della politica veneta, tutti qui per salutare un uomo che ha legato gran parte della sua vita a Gorgo al Monticano. In prima fila la famiglia, poco più in là anche i Pellicciardi, ai quali Vettori era rimasto vicino dopo la tragedia che aveva sconvolto il paese e il Veneto, il massacro dei coniugi Guido e Lucia, i genitori di Daniele Pellicciardi, sconvolto e commosso. A rendergli omaggio anche Monsignor Gianluigi Papa, che prima di parlare alla comunità ha letto la lettera di vicinanza del vescovo di Vittorio Veneto Riccardo Battocchio, alla moglie Raffaella, ai figli Mauro, Matteo e Susan e ai nipoti. Poi, durante l'omelia, il messaggio di cordoglio che si unisce a quello di un'intera comunità chiamata oggi a salutare il suo sindaco. La malattia che ormai da più di 2 anni lo metteva alla prova non è stata capace di imprigionare il suo cuore buono, il tratto umano schietto, ma insieme delicato ed equilibrato, gli ha permesso di essere vicino e di accompagnare le persone anche nelle situazioni più drammatiche. Fuori dalla chiesa, il vice sindaco Marco Fadel, ora chiamato a guidare il comune, ha rivolto l'ultimo omaggio. Caro Firmino, grazie per i tuoi esempi, per la serietà e l'equilibrio con cui hai affrontato ogni responsabilità. Grazie per la tua integrità morale, per la tua umanità
e per la determinazione che non ti ha mai abbandonato. La nostra comunità oggi ti saluta con grande dolore, infinita riconoscenza e sincero affetto. I ladri approfittano delle finestre lasciate aperte per il caldo per entrare. È successo nel Padovano, a Cadoneghe. Sentiamo il racconto della vittima. Le notti tropicali che questa torrida estate ci sta dando costringono in molti a dormire con le finestre aperte. Il signor Stefano Fantin, residente a Cadoneghe, nel Padovano, ha lasciato la porta d'ingresso aperta per permettere un po' di circolo d'aria e i ladri ne hanno approfittato. Sono addormentato su una stanza qui a fianco. Ho dormito fino a mezzanotte e mezza e poi ho detto mi alzo, vado in bagno e apro un po' che passa l'aria. Sono andato su in camera e in camera ho trovato un po' di confusione e hanno messo le mani un po' su qualche cassetto e hanno aperto un portagioie dove c'era l'unica cosa che c'era la fede nuziale e quella hanno portato via. Ladri senza scrupoli che però sono scappati velocemente. Probabilmente li ho interrotti nel loro tra virgolette lavoro e sono andati via, sono scesi, hanno preso questo marsupio qua, l'hanno vuotato qua fuori e sono andati via e non hanno fatto nient'altro. A far compagnia al signor Stefano c'è il fedele cane Aaron, un Rottweiler di più di 50 kg. Non quella sera però, perché il figlio l'aveva portato da lui. Quella sera probabilmente mi hanno tenuto controllato, hanno visto che non c'era e sono venuti per quello, perché sicuramente se lo vedi con la bocca aperta non ci vai tanto vicino. Dormirà con le finestre chiuse? O... No. Adesso ho il cane, perché quella sera non avevo il cane perché ho un Rottweiler. Era andato mio figlio è venuto a prendere, ho detto qualche sera se lo porta a casa, che sta in compagnia anche con loro perché è stato tanti anni assieme, e adesso ho detto no, finché è caldo te lo tieni qua, che allora lui dorme davanti alla porta, allora prima di entrare ci pensano due volte. Anche se il signor Stefano cerca di affrontare con positività la situazione, resta l'amarezza di essere stato vittima dei predoni. Quando entrano in casa tua ci stai sempre male. Quando arrivano persone non invitate è ovvio che non è per niente piacevole. È il momento di fermarci per un'altra breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'8 agosto 1956, un incendio nella miniera belga del Bois du Casier uccise 262 minatori, 136 dei quali italiani, e tra loro 5 veneti partiti dalle province di Belluno, Treviso e Verona. Ieri, nel 70° anniversario, il ricordo è tornato lì, dove morirono padri, figli e mariti. Una memoria che in Veneto è ancora viva e che parla anche delle migliaia di minatori morti negli anni per le conseguenze del lavoro in miniera. 70 anni e non è una storia chiusa. A Marcinelle, nella miniera del Bois du Casier, risuonano i nomi dei 262 uomini morti l'8 agosto del 1956. 136 erano italiani e tra loro 5 veneti: Dino Dalla Vecchia di Sedico, i trevigiani Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognè, Guerrino Casanova di Montebelluna e Giuseppe Corso di Montorio Veronese. Erano partiti da un Veneto povero, ancora segnato dalla guerra, cercavano lavoro, dignità, un futuro per le loro famiglie. In Belgio trovarono la miniera a oltre 1000 metri sottoterra in condizioni durissime. Poi quella mattina l'incendio, un carrello, un errore nelle manovre, le fiamme che si propagano nel pozzo numero 8, il fumo e l'ossido di carbonio invadono le gallerie. Per giorni si spera nel miracolo, ma dopo oltre 2 settimane arriva la sentenza più drammatica: nessun altro sopravvissuto. Noi ricordiamo Dino Dalla Vecchia, l'unico bellunese anche a Belluno,
con il consueto appuntamento che teniamo da tanti anni presso la sede dell'Uno dell'ABM, quest'anno in via eccezionale presso il comune di Sedico. Marcinelle cambia la storia dell'immigrazione italiana, l'Italia sospende l'invio di minatori in Belgio e l'anno successivo nasce l'organo permanente europeo per la sicurezza nelle miniere. Ma il conto della miniera per il Veneto non finisce quel giorno, perché c'è un'altra strage, lenta e silenziosa, quella della silicosi. Migliaia di minatori bellunesi, secondo le ricostruzioni storiche, pagheranno negli anni con la vita il prezzo del lavoro sottoterra. Noi ricordiamo Marcinelle perché ci sono stati 260 morti tutti in un colpo, ma dimentichiamo che in miniera sono morte molte più persone in altri incidenti, ma soprattutto in conseguenza del lavoro in miniera per la silicosi. Se pensiamo che a Marcinelle sono morte 260 persone e solo per la silicosi in provincia di Belluno sono morte nel dopoguerra 10.000 persone, abbiamo a che fare con un vaillant che si ripeteva ogni 10 anni. Una memoria che oggi torna a parlare anche al presente, perché 70 anni dopo sulla sicurezza sul lavoro la lezione di Marcinelle non può essere archiviata. Gli italiani hanno cercato qui speranza di vita, hanno trovato la morte, ma hanno dato anche il via con questa vicenda di Marcinelle a una stagione di diritti sociali in Europa, il progresso più sostenibile e soprattutto la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ancora oggi è un grande dramma che stiamo cercando di combattere, ma che non ha ancora trovato una sua via di soluzione. Il monito è ancora attuale, il lavoro non può essere il prezzo da pagare per la sopravvivenza e la sicurezza non può essere una variabile secondaria. Spesso a pagare sono le fasce più deboli, i lavoratori migranti, ieri erano italiani e oggi lo vediamo per chi lavora per portare cibo sulle nostre tavole, per prendersi cura dei nostri cari, per sostenere la nostra società e questo non è più accettabile. A Marcinelle anche il Veneto delle istituzioni, dell'emigrazione, del sindacato. A 70 anni di distanza quella tragedia è diventata parte della nostra identità, non per guardare soltanto al passato, ma per ricordare attraverso quei 262 nomi che ogni morte sul lavoro è una sconfitta che non può diventare normalità. Il sabato da bollino nero lungo la rete autostradale è stato confermato con traffico intenso verso le località balneari, ma la task force messa in piedi da Autostrade Alto Adriatico ha funzionato. Probabilmente ci sono state qualche partenza ritardata, ma il bollino nero è confermato. Anche ieri c'è stato molto traffico, abbiamo superato i 200.000 transiti. Davide Sartelli, direttore operation di Autostrade Alto Adriatico, lo sottolinea: doveva essere un sabato da bollino nero ed un sabato da bollino nero è stato. Anche se va detto, la task force messa in atto dalla concessionaria ha dimostrato di essere in grado di gestire alla grande i maggiori flussi. Sì, in queste giornate bisogna essere pronti, non c'è nulla di improvvisato, ci sono circa 300 persone a lavorare nei mestieri diversi, quindi dobbiamo governare una situazione prevista di bollino nero. Ad esempio la safety car, grazie alla quale stamani verso le 12 il casello dell'Isert era deserto. È partita una safety car dal nodo di Palmanova, lo ha rallentato, in questo momento c'è un'uscita obbligatoria a Villesse che porta per Gorizia. Rimarrà circa 20 minuti per poi riaprire quando questo casello sarà svuotato. Tutto questo permette a chi viaggia di avere meno tempi di attesa. Il nodo dell'Isert in questi giorni è poi particolarmente congestionato stante la chiusura dell'A4 slovena e questo è un problema che si aggiunge a quelli, come dire, stagionali. Il casello di Isert in questo frangente è dal 6 di luglio a circa il 30% di traffico in più, che è quello che non può andare per l'H4, soprattutto dei mezzi pesanti ma anche nei mezzi leggeri in queste giornate. Sartelli tra l'altro guarda già alla situazione che potrebbe crearsi domani. Gli effetti sui caselli che portano al mare ci saranno, sicuramente ci saranno dei piazzali pieni, il traffico sarà intenso, sicuramente inferiore però a quello di oggi. Nel 2026 il caro carburanti rischia di far aumentare i costi per famiglie e imprese del Veneto di 106 milioni di euro al mese, pari ad 1 miliardo e 270 milioni nell'intero anno. L'analisi della CGA di Mestre.
€2 al litro per la benzina, €2,10 per il gasolio in modalità self-service. I prezzi medi dei carburanti nell'ultima settimana continuano a crescere e l'aumento è destinato a pesare e parecchio sulle tasche dei veneti. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, a parità di consumi rispetto al 2025, nel 2026 il caro carburanti rischia di far aumentare i costi di €106 milioni al mese, pari a €1,270 milioni nell'intero anno, nel solo Veneto. Una vera e propria mazzata per i bilanci delle famiglie e delle imprese. Le azioni intraprese dal governo, secondo CGA, non sono in grado di compensare, visto che i rincari alla pompa sono di gran lunga superiori agli sconti sulle accise. Nello specifico, dei €2,350 milioni di tagli alle accise introdotti finora per il 2026, il Veneto ne ha beneficiato per circa €210 milioni. La richiesta del governo alla Commissione europea di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è sicuramente condivisibile, continua la CGA, che però pone un interrogativo. Siamo sicuri che prima di ricorrere a nuovo debito sia davvero stato fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di €1.090 miliardi. Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze. Monopattini, bici elettriche e fat bike sotto la lente della polizia locale di Padova. Da inizio luglio sono state accertate oltre 300 violazioni tra i mezzi della mobilità elettrica e le due ruote in genere. L'ultimo sequestro solo pochi giorni fa dopo un incidente stradale. Si intensificano i controlli della polizia locale di Padova sulla mobilità elettrica. Dal 1 di luglio sono 175 le violazioni accertate sui monopattini elettrici, oltre 40 le sanzioni per le fat bike, 121 quelle elevate a conducenti di motocicli e ciclomotori. Complice la bella stagione che porta sempre più persone a scegliere monopattini e bicicletta pedalata assistita per muoversi in città, gli agenti hanno moltiplicato le verifiche su strada. Nel mirino soprattutto i monopattini elettrici, per i quali negli ultimi mesi sono entrati in vigore nuovi obblighi: l'assicurazione per la responsabilità civile e il contrassegno identificativo, che si sommano alle regole già previste sul casco, il trasporto passeggeri e caratteristiche tecniche del mezzo. Attenzione anche alle cosiddette fat bike, le biciclette a pedalata assistita con pneumatici maxi. Il 6 agosto ne è stata sequestrata una perché non conforme alla normativa, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale rilevato dagli agenti. Assicurazione, contrassegno e rispetto delle regole sono elementi fondamentali, ha ricordato l'assessore alla polizia locale Diego Bonavina, per utilizzare questi mezzi in sicurezza. I controlli, assicura il Comune, proseguiranno anche nelle prossime settimane. Per il progetto delle 77 villette a ridosso dell'oasi naturalistica di Caromana Pellestrina sarà decisivo il prossimo mese. Intanto la mobilitazione iniziata venerdì continua. Nuovi scenari si aprono per il proseguimento dell'iter urbanistico del progetto delle 77 nuove villette che dovrebbero sorgere a ridosso dell'oasi naturalistica di Caroman nell'isola di Pellestrina. L'ultimo parere sul progetto spetta alla giunta comunale, che però potrebbe anche scegliere di non esprimersi. La legge stabilisce il termine dei 75 giorni, il cui conteggio ripartirà presumibilmente già dalla prossima settimana, come tempo limite per dare un parere. Trascorsi i termini, i proponenti, facendo leva sul principio del silenzio assenso previsto dalla legge per gli enti pubblici, saranno in grado comunque di ricevere l'atteso via libera, con una serie di prescrizioni già indicate. La società Caroman SRL, dal canto suo, proprietaria dell'ex colonia delle Suore Canossiane, al centro del contestato progetto di riconversione, ha già detto che non tollererà più ulteriori lungaggini da parte del Comune, pronta a chiedere, anche legalmente, eventuali danni. La RIPU ha in gestione l'oasi
e a Caroman c'era anche il presidente nazionale. Saranno decisivi nella vicenda i prossimi 90 giorni, 3 mesi. Siamo in un territorio dove l'overtourism è qualcosa che tocchiamo con mano e qui abbiamo uno scrigno di biodiversità, qualcosa che la comunità locale è riuscita a tutelare, un angolo di natura meraviglioso che attira birdwatchers, fotografi da tutto il mondo e che è veramente qualcosa che è sfuggito alla cementificazione. L'attenzione su questo bene, che ricordo che è tutelato paesaggisticamente perché tutta Venezia e Laguna è vincolata, tutelata dal PALAV, tutelata come area SIC, sito di importanza comunitaria ZPS, e anche dal sito UNESCO. La cosa non si chiude qui, noi dobbiamo continuare a batterci e a lottare perché Caroman nel suo insieme è un bene comune che deve essere tutelato e curato. La petizione che chiede di fermare il progetto ha già raggiunto quasi 42.000 firme online. A promuoverla un residente di Pelestrina, Alessio Boscolo. Nell'isola non c'è mai stato un quartiere residenziale ed è giusto che l'isola rimanga senza quartieri residenziali e turistici. Al presidio erano presenti anche alcuni turisti. Ecco una voce arrivata da Padova. Vogliamo, mi dispiace, i ruderi non mi interessano vederli dall'altro, li vediamo, sono inglobati in mezzo alla natura e nella natura devono stare, perché la natura deve riprendersi quello che gli è stato tolto. Abbiamo visto prima sulle autostrade il grande esodo di agosto, vacanzieri che si sono riversati nelle località balneari, ma anche sono arrivati in massa sulle strade della montagna bellunese. Code sin dalle prime ore della giornata di ieri verso Agordino, Ampezzo e Cadore, traffico fermo sulla 27 fino al primo pomeriggio di sabato. Alberghiero Maffioli, dopo la chiusura della sede di Pieve del Grappa, tornano all'attacco i genitori dei ragazzi e delle ragazze che si trovano costretti a trasferirsi a Castelfranco e Montebelluna. Una situazione definita inaccettabile perché, dicono, non ci sono motivi validi per la chiusura della filiale in un territorio a cavallo tra due province, Treviso e Vicenza, che va a beneficio dell'intera area pedemontana trevigiana. Abbiamo chiesto però più volte di ottenere un tavolo congiunto per arrivare, diciamo, a dipanare la vera motivazione, perché la sostenibilità l'abbiamo dimostrata e abbiamo documentazione, insomma, su questo. Una scuola, ci dicono i genitori, che funzionava. Nonostante questo, le iscrizioni a Fietta erano state bloccate da 2 anni, determinandone la fine. Anche se una persona avesse voluto iscriversi, uno studente volesse iscriversi in pedemontana, non gli viene data l'opportunità. In più la sede pedemontana era anche frequentata da parecchi studenti fragili che ovviamente all'interno di una grande città si troveranno in difficoltà. Oltretutto è in una zona con il MAB UNESCO, zona a vocazione turistica e anche a vocazione enogastronomica, quindi uno si chiede perché si sia deciso di chiudere semplicemente per una logica numerica ed economica, sembrerebbe. Personalmente io avrò un raddoppio delle spese per quanto riguarda gli abbonamenti, oltre che dover anche affrontare un viaggio molto più lungo. I genitori in più occasioni si erano rivolti a provincia e regione per chiedere a gran voce che la sede di Pieve restasse attiva. Poi il rinnovo in regione nella stessa provincia dei rispettivi consigli, e qui un muro, perché noi abbiamo cercato di avere contatti con assessori regionali e abbiamo cercato anche di interessare varie parti politiche, però nella maggior parte dei casi non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro, anzi. Oggi noi dobbiamo rimediare a uno strappo fatto in questa zona. C'è tutto perché questa scuola e anche e soprattutto gli alunni, perché questa scuola rimanga in pedemontana. E come avrete capito, il servizio era relativo alla protesta dei genitori dei ragazzi della sede del Maffioli di Fietta di Pieve del Grappa, oggi è chiuso. Adesso invece vediamo com'era la situazione sulle strade verso la montagna bellunese nella giornata di sabato.
L'assalto ufficiale alla montagna è iniziato nel giorno da bollino nero per strade e autostrade. Chi ha percorso la 27 per arrivare nel Bellunese se ne è accorto ben prima del casello, dove sono iniziati i rallentamenti sin dalle prime ore della mattinata. Il lungo serpentone d'auto si è poi tuffato indistintamente sulla 51 di Alemagna, sia a Cadola che a Pian di Vedoia, congestionando totalmente il traffico rimasto bloccato fino all'ora di pranzo. Lunghe code anche sulla 203 a Gordina verso Alleghe, Falcade e la Marmolada. Scene che si ripetono normalmente durante il weekend, ma che in coincidenza con l'avvio delle vacanze estive hanno proposto immagini clamorose. Il caldo spinge il turista in montagna perché nonostante l'estate 2026 abbia portato i termometri oltre record pure tra le Dolomiti, la sera le temperature sono godibilissime. Climaticamente abbiamo avuto una bellissima estate anche in montagna, belle giornate, calde, qualche temporale ogni tanto tardo pomeriggio sera, per fortuna. E anche giugno e luglio sono stati 2 mesi di ottima affluenza sia italiana che estera. L'effetto Olimpiade prevedibile e previsto c'è stato, specialmente sul mercato americano, conferma De Cassanna, che sull'overtourism esprime considerazioni condivisibili. Abbiamo zone delle Dolomiti che sono iperpromosse, iperpubblicizzate, vedi le Tre Cime, vedi il Lago di Sorabis. Poi abbiamo per contro altre zone sconosciute e dintorni dove non c'è nessuno. E allora è una questione di promozione. Secondo Walter De Cassanna bisognerebbe cominciare a proporre l'intero territorio bellunese, come fanno i colossi dell'Alto Adige e del Trentino, che si guardano bene dal presentare una vallata rispetto a un'altra. Poi il tema della chiusura dei passi. Intanto facciamo delle infrastrutture per arrivare ai passi senza mezzi privati, potenziamo i mezzi pubblici, potenziamo le piste ciclabili, potenziamo i parcheggi scambiatori a valle e poi portiamo il turista sui passi o nelle zone più frequentate. È giusto promuovere le Dolomiti, quelle bellunesi, quelle altoatesine, quelle trentine, tutte, e quelle friulane, però dobbiamo promuoverle nella maniera più corretta possibile. E Piancavallo, turisti da tutta Italia scelgono il comune friulano come meta per le loro vacanze estive. Qua è un paradiso, per noi giovanotti è un paradiso, veramente 35 gradi giù, 25 qua. Le colline, i prati, un insieme di cose. Ai microfoni di TV12 diverse le voci raccolte nelle scorse ore a Piancavallo, dove cittadini ma soprattutto turisti provenienti da tutta la regione e anche dal territorio nazionale hanno scelto le vette pordenonesi per staccare dalla routine estiva. Veniamo dall'imbocco della Val d'Aosta, quindi dall'altra parte abbiamo scelto Piancavallo. Intanto ci piace il posto, si sta bene, quando fa troppo caldo giù qua si può andare a spasso. Sì, sicuramente si sta meglio che in città. È un'ottima temperatura qua su rispetto ai nostri paesi. Diventa calda la temperatura e più la usiamo Piancavallo. Un vero e proprio boom di presenze che conferma la località montana come meta privilegiata per chi cerca refrigerio, natura e relax a quota 1250 metri. Tra passeggiate lungo i sentieri, escursioni in quota ed eventi dedicati alle famiglie, l'atmosfera che si respira è viva ed entusiasta. C'è di tutto, come negozi eccetera, anche sentieri ce n'è un bel po'. E ci sono tante attività anche per i bambini, alla fine si è molto evoluta negli anni. 2 o 3 giorni con i piccoli, basta aver tempo e portarli su per riuscire a sfruttare queste opportunità che non le trovi così facilmente, immagino. E poi noi abbiamo anche un cane che ha la possibilità di poter farsi anche lui una passeggiata. Attrazioni e quant'altro ce ne sono parecchie che anche in questi ultimi anni sono state pubblicizzate. Stiamo molto progredendo rispetto a un Piancavallo di qualche anno fa. C'è chi arriva per una fuga nel fine settimana, chi invece decide di trascorrere l'intero mese di agosto conquistato dal panorama e dall'accoglienza calorosa della comunità. Piancavallo si attesta così ancora una volta come punto di riferimento imprescindibile per il turismo estivo del Friuli Venezia Giulia. La varietà delle possibilità nei giochi e nella possibilità di stare con i nipoti in modo sereno. Come attività estiva io faccio bocce, d'inverno vado a sciare. Siamo un gruppo, eravamo adesso meno, di 10-12 pensionati chiamati i VIP, cioè
vecchi in pensione. Restituire il Redentore ai veneziani. Con questo slogan è cominciata la raccolta firme di 4 associazioni per chiedere all'amministrazione di tutelare la tradizione della festa e ridarla in mano ai cittadini. No ai settori, sì alle tavolate spontanee sulle rive. Questa festa è stata purtroppo negli ultimi anni mercificata, commercializzata e turistificata. Una petizione partita dal basso che ha l'obiettivo di ridare in mano la festa del Redentore ai veneziani. Rete Solidale per la Casa, Officina dei Diritti, Consulta Civica Veneziana e lo Sportello Sociale hanno lanciato una raccolta firme online e cartacea che ha già raggiunto più di 1500 firme che saranno portate all'amministrazione con delle richieste specifiche. Ci sposteremo per la città proprio per chiedere realmente ai residenti e ai cittadini se vi piace la questione di come viene organizzata la festa del Redentore, con i varchi, con le prenotazioni, le quali naturalmente noi come associazioni siamo contrari. La petizione nasce dal caso in cui alcuni residenti veneziani non hanno potuto prenotare il posto per assistere allo spettacolo pirotecnico perché i posti erano già esauriti, da cui le 4 associazioni promotrici attraverso questa mobilitazione chiedono formalmente agli organi comunali competenti 3 interventi immediati: l'abolizione delle prenotazioni, la cancellazione dei settori e la tutela delle tavolate, ovvero una garanzia di libertà per l'allestimento delle storiche e spontanee tavolate all'aperto lungo le rive. Allenarsi con un campione olimpico sulla spiaggia in riva al mare è possibile grazie all'iniziativa di Venezia Spiagge, che in questa estate punta molto sullo sport. Allora, dopo Elisa Di Francisca, ecco il ginnasta Igor Cassina. Il successo più importante che ho avuto sono stati i miei genitori, perché i miei genitori, la mia famiglia, mio papà Carlo, mia mamma Tiziana e mia sorella Mara, fondamentalmente hanno creduto nel sottoscritto prima evidentemente che io credessi nel mio percorso, perché quando ho iniziato a fare ginnastica artistica contro tutto e contro tutti ero molto alto, gracilino, mi prendevano in giro, nessuno mi seguiva perché non avevo, diciamo, le caratteristiche, quel famoso talento, e i miei genitori mi hanno sempre fatto sognare in grande. Incontrare Igor Cassina e addirittura poter allenarsi con lui sulla spiaggia in riva al mare è questa l'esperienza unica che grazie a Venezia Spiagge e all'organizzazione di Marta Conan hanno potuto fare gratuitamente tanti bambini e bambini, ragazzi e ragazze sulla spiaggia del Blue Moon al Lido di Venezia. Gli insegnamenti e i valori di Igor sono stati un dono prezioso, un insegnamento d'oro. Il 23 agosto del 2004 ho messo un pochino la famosa ciliegina sulla torta, perché mi sono dedicato da subito a vedere la possibilità di realizzare quel grande obiettivo, diventare un campione con i miei valori, con principi, con etica. Il mio approccio alla vita da quando ho iniziato fino ad oggi è diventare un campione, ma per come ti poni, perché è nel come che facciamo la differenza. Dovremmo occuparci del nostro corpo e della nostra mente perché vivremo solo grazie a loro. E siamo quello che mangiamo, ci dicono, ed effettivamente è così. Quando ci occupiamo delle scelte, perché tutto è in mano nostra, 6 volte su 7 è opportuno fare scelte sane, poi anche se c'è una volta quel giorno, giustamente, dove ci si lascia un po' andare, non succede niente. Quindi tra le righe nutrirsi, integrare e vivere una vita ricca di felicità. Ad assistere alla performance anche l'assessore allo sport Meggetto e la bandiera arancio-nero-verde Paolo Poggi. Ha regalato oltretutto la 500ª medaglia alle Olimpiadi per l'Italia, quindi siamo veramente onorati di ospitarlo qui, dove? Al Lido di Venezia, nella spiaggia di Venezia, nello stabilimento balneare dei veneziani. Noi come amministrazione portiamo il nostro pieno sostegno e pieno supporto a questa iniziativa che porterà tantissimi ragazzi delle associazioni cittadine a fare pratica sportiva insieme ad un campione. Un'isola come questa, il Lido, dove lo sport ha la possibilità di svilupparsi molto bene, ed eventi come questo con campioni come Cassina secondo me hanno una rilevanza assurda, perché stiamo parlando non solo di gente che fa sport, ma stiamo parlando di gente che nello sport ha dato soddisfazione, che ha dato soddisfazione non solo a loro stessi, ma ha dato soddisfazione a un paese intero. Ecco il saluto di Igor Cassina per voi. You are the best, e insieme possiamo stravolgere il nostro stile di vita.
E con le parole di Igor Cassina chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io ringrazio Simone Merlo e Marco Gagliazzo in regia. Io vi lascio ora alla sigla, alle previsioni del tempo, poi Igor e Davide, gli sketch di Igor Barbazza e Davide Stefanato, a seguire Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, e alle 16 la nostra programmazione continuerà con il film alle 5 della sera. Grazie e buona domenica pomeriggio a tutti.